Due grossi sacchi di calcinacci lasciati sul fosso a bordo strada in via Caboto, nella zona artigianale. Grazie ad attenti controlli eseguiti dalla polizia locale dei Prati Arcati, il responsabile è stato individuato e multato con 600 euro. Una delle cose più odiose e pericolose sono proprio l'abbandono dei rifiuti. È un danno che viene fatto alla collettività e al nostro ambiente e quindi saremo rigorosi nel perseguire questo tipo di violazioni. Gli scarti edili sono rifiuti speciali da smaltire presso ditte specializzate e che nemmeno l'ecocentro comunale accetta. Oltre alla multa, l'uomo è stato anche obbligato a rimuovere i rifiuti che aveva abbandonato. Albignasigo intensificherà la vigilanza contro questi reati grazie all'impiego di 3 fototrappole, macchine fotografiche che si possono nascondere e che si attivano da sole, anche di notte, quando rilevano la presenza di una persona, scattando foto o registrando video. Verranno posizionate in luoghi sempre diversi. In diverse aree della nostra città che sappiamo essere oggetto di abbandono di rifiuti. È un fenomeno che si ripete in alcune zone specifiche, ci sono alcune zone che sono, perché magari più nascoste, che sono oggetto di questa attività e in questo modo, alternando le varie fototrappole in queste diverse zone, contiamo di reprimere questo fenomeno.